Quarto evento di questa 17ª giornata all'ippodromo di Cesena, il premio Formaggione di Romagna Cesena. Una dotazione di poco più di 3.000 euro per questa quarta prova del Tommaso Grassi Driver Award. Andiamo a leggere il campo dei partenti. Sono tutti cavalli di categoria G. Numero 1 è Blue Light con Vincenzo Luongo, che al momento è tra i cavalli più appoggiati al gioco. Barbabietolo Pella al numero 2 c'è Filippo Monti in sediolo. Il numero 3 è Bilù Leo con Enrico Bellei. 4 Castiglio con Crescenzo Maione, 5 Fabres dei Greppi con Alessio Di Chiara. Chiude la prima fila con il numero 6 Falco Trio con Giorgio D'Alessandro Junior. E mentre la macchina si avvia andiamo a leggere il numero 7 che è Fleur Caff con Vincenzo D'Alessandro Junior, il numero 8 è Capitan Harlock con Francesco Tufano, il numero 9 Ellie Bro Dipa con Gaetano Di Nardo, il 10 Drop Jet ma non è partente. Ricordiamo che nella classifica al momento davanti a tutti c'è Francesco Tufano con 15 punti che precede Gaetano Di Nardo e Vincenzo Luongo con 10. Quindi incomincia a diventare già questa corsa una corsa importante per la definizione della classifica di questa terza tappa del Tommaso Grassi Driver Award. La macchina allunga e chiude le ali, quindi si parte. Castiglio sembra il più veloce alla corda, però c'è Blue Light da superare e la cosa riesce ad accadere proprio quando si entra in curva, quindi Castiglio riesce a mettersi davanti a Blue Light che comunque segue. E poi abbiamo in terza posizione Bilù Leo che è riuscito a mettersi in questa comoda posizione. Al suo esterno abbiamo invece Alessio Di Chiara con Fabres dei Greppi in una posizione che non è comoda. Chiede il cambio Blue Light, nel senso che dopo essere stata superata ovviamente prova a ritornare in quella che era la sua posizione d'origine e la cosa succede. Blue Light si mette davanti a tutti. Vincenzo Luongo riesce a riprendersi la prima posizione e rimane secondo. A questo punto Castiglio, l'unica cosa che non cambia è che dietro c'è Fabres, di fianco c'è Fabres dei Greppi che dà la schiena a Barbabietolo Pell. 46,1 i primi 600 metri e ora ovviamente Blue Light rallenta l'andatura in maniera vistosa, abbiamo un 16,4 e arriviamo agli 800 metri in 1 minuto 1,9, quasi 1,2. La situazione è rimasta più o meno quella e andiamo verso il chilometro con Blue Light che continua a essere saldamente tenuta in mano da Vincenzo Luongo, con sempre a destra Fabres dei Greppi, segue sempre Castiglio e poi abbiamo Bilù Leo. Da dietro incomincia ad arrivare qualcuno, questo qualcuno è Barbabietolo Pell che prova la terza ruota, non sembra così incisivo ma comunque il cambio di marcia c'è, ma c'è anche quello di Blue Light, da Blue Light che prende un po' di vantaggio, quindi semina sul terreno un po' di distanza. Barbabietolo Pell prova a insistere a corrergli dietro, sembra un po' in difficoltà, invece quello che era davanti a tutti inizialmente c'è il numero 4 di Castiglio, squalificato 15 per la curva, si entra in retta d'arrivo. Blue Light è comandata da Vincenzo Luongo, Barbabietolo Pell ci prova ancora, Barbabietolo Pell fino all'ultimo centimetro e l'ultimo centimetro è quello di Barbabietolo Pell che batte il numero 1 di Blue Light e al terzo posto il numero 7 di Fleur Caff con Vincenzo D'Alessandro. La classe non muore mai, Barbabietolo Pell ha tirato fuori ancora quello che dalla sua lunga carriera nelle piste era ancora bello e vivo e attivo. Quindi vince, lo ripetiamo, il numero 2 Barbabietolo Pell, Filippo Monti 10 punti per lui, all'allenamento montanile per il signor Nunzio Minopoli per la vittoria di questo maschio di 9 anni, 10 punti per Filippo Monti, al secondo posto Blue Light, Vincenzo Luongo ne prende altri 5 e poi a seguire gli altri che proviamo a ripetere adesso se c'è di nuovo lo slow motion, così aggiorniamo la nostra classifica. Al terzo posto il numero 7, poi abbiamo il numero 6 quinto e il numero 4 al quarto posto, quindi Castiglio Crescenzo Maione prende 2 punti, Fleur Caff prende 3 punti e infine il numero 6 di Falco Trio Giorgio D'Alessandro prende 1 punto.